Buonasera da Sicilia 24, i titoli. La droga nel paniere, tirata su dal balcone, 41 arresti per spaccio a Catania, colpo al clan Cappello Bonaccorsi, il giro di affari nel quartiere San Cristoforo fruttava 20.000 euro al giorno. Battaglia in Consiglio Comunale a Paternò sul caporalato, non c'è ancora una soluzione alla vergogna della baraccopoli per i braccianti, sul tavolo una tendopoli della Croce Rossa lontana dal paese. Al Policlinico di Palermo è crollato il controsoffitto della terapia intensiva della cardiochirurgia, nessun ferito tra i pazienti, reparto chiuso. Martedì da incubo per gli automobilisti a Catania, il primo giorno di chiusura dello svincolo di Canalicchio ha mandato il traffico in tilt, i lavori si concluderanno il 31 maggio. È polemica sulla volontà degli studenti di un liceo di Partinico di non intestare l'istituto a Peppino Impastato. La preside difende i ragazzi e la scuola, sempre impegnata, dice, in progetti di legalità e antimafia. Bentrovati. La droga nel paniere veniva tirata su dal balcone, 41 le persone arrestate per spaccio a Catania, colpo al clan Cappello Bonaccorsi, il giro di affari nel quartiere San Cristoforo fruttava 20.000 euro al giorno. Tonino De Mana. 3 piazze di spaccio interconnesse tra loro, un giro d'affari di 20.000 euro al giorno, 41 arresti, oltre 300 poliziotti impegnati. Questi i numeri dell'operazione Locu, che prende il nome della zona di San Cristoforo, storicamente presidiata dal clan Cappello Bonaccorsi, cosca che viene smantellata dall'ennesimo blitz antimafia. I reati ipotizzati, a vario titolo e con differenti profili penali, sono di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, porto di armi da fuoco, spaccio di cocaina, crack, marijuana ed hashish. L'indagine, avviata nel maggio 2020 e conclusa nel settembre 2022, ha permesso di ricostruire l'organigramma della struttura criminale che si avvaleva di persone di elevato spessore, ma anche di una fitta rete di pusher. A capo dell'organizzazione c'era Nicola Tomaselli, 48 anni, che vedete in azione in queste immagini mentre riceve 1 chilo di cocaina che poi verrà lavorato in un'abitazione di via Testulla prima di essere immesso sul mercato. Immagini inequivocabili che inchiodano alle proprie responsabilità gli indagati. Il resto lo hanno fatto gli agenti sotto copertura che hanno vestito i panni di assuntori per entrare in possesso e poi analizzare la sostanza stupefacente. Il gruppo dei capi, oltre a Tomaselli, era rappresentato da Salvatore Marino, inteso Ciaccia, e Francesco Cultraro, che si alternavano per gestire la fiorente piazza di spaccio tra le vie Testulla, Bonfiglio e delle Calcare. Hanno rifornito un numero non indifferente di acquirenti e assuntori che potevano rivolgersi lì e trovare sostanzialmente qualsiasi cosa, quantomeno una vasta scelta di sostanze stupefacenti che andavano dalla cocaina al crack, ma non mancava la marijuana e l'hashish. Nel corso dell'operazione, conclusa all'alba, sono state sequestrate droga ed armi. I carabinieri di Palermo hanno arrestato 3 persone accusate di associazioni mafiose ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso. Il provvedimento nasce da indagini condotte dal 2021 al 2023 su delega della Direzione Distrettuale Antimafia sulla famiglia mafiosa di Corso Calatafimi. Il clan, che fa parte del mandamento di Pagliarelli, controllava a tappeto le estorsioni ai danni dei commercianti della zona. Le richieste di denaro alle vittime si intensificavano con l'approssimarsi delle festività natalizie e pasquali. Il denaro estorto ai commercianti andava ad alimentare le casse dell'associazione e in parte veniva destinato al mantenimento degli uomini di onore detenuti e delle loro famiglie. E adesso continuiamo a parlarvi, come facciamo da diversi giorni, della battaglia del caporalato a Paternò. Battaglia in Consiglio Comunale sul caporalato. Non c'è ancora una soluzione alla vergogna della baraccopoli per i braccianti, possibili solo sistemazioni provvisorie in un terreno lontano dal paese. Lorena Dolci. Ci sono la soluzione di un terreno, c'è anche la soluzione di trovare degli alloggi, perché è in base alla quantità, perché lì il punto interrogativo è cosa andremo a trovare nel momento in cui parte questa attività di sgombero di contrada ceppe bianche. Un po' per lo sgombero imminente, un po' perché la raccolta delle arance agli sgoccioli, la tendopoli della vergogna si svuota lentamente. Per i braccianti rimasti si stanno mobilitando le istituzioni. 2 comitati convocati dal prefetto di Catania hanno vagliato varie soluzioni per dare un tetto dignitoso ai migranti sfruttati dai caporali. Qui c'è il terreno individuato dall'amministrazione
situazione, siamo abbastanza lontani dal comune, in contrada Currone, 5 chilometri dal paese, quasi al confine con Ragalna. Qui c'è una fonte d'acqua dove i paternesi vengono a prendere l'acqua e oltre questa recinzione c'è l'area che dovrebbe ospitare i braccianti. Una soluzione che non convince l'opposizione di un consiglio tutto di centrodestra. Non hanno la possibilità di prendere i pasti alla bisaccia del Pellegrino, dove 150 extracomunitari oggi vengono serviti, e nello stesso momento non hanno nemmeno attività commerciale ove andare a comprare la spesa per loro stessi. Di conseguenza è come abbandonarli in luoghi molto lontani dalla città. Fratelli d'Italia suggerisce di allestire questo supermercato abbandonato da decenni che si trova a pochi passi dalla polizia municipale. La battaglia si sposta in Consiglio Comunale. Ieri seduta straordinaria e urgente aperta alle forze sociali, dove si è ricordato anche l'omicidio di un bracciante per pochi euro. Muore Tonà è il ragazzo di 26 anni che è stato coltellato brutalmente. No propaganda, no frasi assolutamente scontate, non soluzioni che stanno soltanto sulla luna, ma praticità e pragmaticità rispetto a quella che deve essere una soluzione intanto tempestiva, seppur deve essere temporanea, e una magari più corposa, più dettagliata, che possa essere a lungo gettata. Sul lungo termine, ricordano i sindacati, è venuto in soccorso il legislatore. Un commissario di governo per le aree dove insistono questi fenomeni di caporalato, che finanzia anche la costruzione di strutture di lavoratori che vengono qui a lavorare durante il periodo stagionale. Crollo nella notte al Policlinico di Palermo, dove ha ceduto una parte del controsoffitto della terapia intensiva di cardiochirurgia. Fortunatamente non ci sono stati feriti, intanto l'attività del reparto è stata temporaneamente sospesa. Emanuela Corsi. Paura al Policlinico di Palermo, dove è crollata una parte del controsoffitto della terapia intensiva cardio-toraco-vascolare. Assieme alla porzione del controsoffitto sono caduti pezzi di calcinacci che fortunatamente non hanno provocato feriti. Il crollo è avvenuto infatti in un'area dove non c'erano pazienti. Le persone ricoverate sono state trasferite altrove. La direzione sanitaria ha informato che temporaneamente è stata sospesa l'attività cardiochirurgica al 118 agli ospedali cittadini e che eventuali casi urgenti dovranno essere indirizzati verso altri nosocomi. Nel frattempo saranno garantiti solo i pazienti interni con il supporto delle altre terapie intensive del Dipartimento di Emergenza Urgenza. Sulla vicenda si registra l'intervento del commissario straordinario dell'azienda ospedaliera universitaria, Maria Grazia Furnari, che rassicura sul ripristino delle condizioni di piena sicurezza e agibilità dei locali interessati al fine di garantire l'incolumità del personale e dei pazienti. I tecnici hanno constatato, aggiunge Furnari, il deterioramento di una parte del controsoffitto e, terminate le verifiche, inizieranno i lavori di rifacimento. Strade paralizzate e traffico in tilt questa mattina a Catania e in tutti i paesi etnea per la chiusura dello svincolo di Canalicchio, ma anche per una concomitanza di lavori stradali che hanno mandato in tilt tutta la viabilità. Si dovranno fare i conti con i lavori dell'ANAS almeno fino al 31 maggio. Eva Spampinato. Sa che è successo? Perché dalle 8:30 che siamo qua incolonnate. Cosa è successo? Perché 2 ore, 2 ore e mezza diventa veramente improponibile. Vai. Da dove arriva? Da Cireale. Nessuna comunicazione e nessuna informazione. Gli automobilisti catanesi questa mattina si sono ritrovati nel bel mezzo di una tempesta perfetta, anzi di un traffico paralizzato. Il motivo principale sta nella chiusura dell'imbocco della diramazione dell'autostrada A18 da Canalicchio in via Pietra dell'Ova a Catania, ma la concomitanza con altri lavori stradali in via Santa Sofia e in via Barriera del Bosco per la bitumazione del manto stradale ha causato un blocco totale del traffico che ha riguardato a più ampio raggio tutta la città e i paesi etnei. Questo solo per lo svincolo di Canalicchio chiuso? Complimentoni vivissimi. Lunghe code si sono formate sia in zona Canalicchio, su via Carnazza e sulle strade parallele, completamente bloccata dalle 7:30 del mattino la circonvallazione, lo vedete. E da dove arriva? Una traversa di via Vincenzo Giuffrida. Dovevo andare al lavoro, sono fermo qui da 1 ora e mezza praticamente. A peggiorare la situazione, un tamponamento avvenuto intorno alle 8 tra 4 auto in coda sull'asse dei servizi in direzione Catania Sud, svincolo Zia Lisa. In mattinata intanto è stato chiuso anche l'ingresso nella diramazione A18 di via Nuova Luce. Questa informazione non vi è arrivata? No, assolutamente. L'ANAS non aveva comunicato a nessuno, nemmeno ai sindaci dei comuni direttamente interessati, la data di chiusura dello svincolo. I lavori andranno avanti fino al 31 maggio.
Restiamo a Catania e vi mostriamo un grande cespuglio a ridosso di una curva nei pressi dell'aeroporto che rende molto pericolosa la strada. Sentiamo Tonino De Mana. Sicurezza stradale, questa sconosciuta a Catania, dove attorno all'aeroporto Fontanarossa intere aree sono in balia della vegetazione, rigogliosa quanto incolta. Non servirebbe alcun commento alle immagini che vi mostriamo. Gli enormi cespugli invadono una corsia, costringendo gli automobilisti ad oltrepassare l'invisibile doppia striscia continua, con il serio rischio di scontrarsi frontalmente con i mezzi che provengono dalla direzione opposta. Sono innumerevoli messaggi alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005 con oggetto la desolante situazione della stradale Primosole e di via San Giuseppe l'Arena, che ricadono nella sesta municipalità. A fronte di decine di segnalazioni di cittadini esasperati e preoccupati, si registra il silenzio e l'immobilismo degli organi competenti. Possibile che nessuno veda una siepe così folta? Sembrerebbe il condizionale d'obbligo che il comune di Catania abbia intimato ad alcuni proprietari dei terreni privati di provvedere alla scerbatura, ma a giudicare dai filmati nessuno si è mosso e sono passati tanti mesi. Intanto l'enorme cespuglio cresce e cancella ogni cosa, dal guardrail ai segnali stradali, per non parlare dell'emergenza incendi con la fitta vegetazione che potrebbe favorire l'innesco dei roghi. Si parla tanto di prevenzione, ma solo sulla carta, visto che nessuno interviene. Il pericolo è sempre dietro l'angolo. Di fatto, oggi chi sbanda e finisce fuori strada almeno vedrà attutire il colpo dai cespugli, ma non è certo una magra consolazione. E adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. A parte Nico, continua a fare discutere la volontà di alcuni studenti di non voler che il loro istituto venga intitolato a Peppino Impastato. È un nome divisivo, spiegano, e non perché la persona è stata uccisa dalla mafia, ma perché è espressione di un'area politica ben precisa. La preside difende i ragazzi, anche la scuola dice la nostra scuola è sempre stata schierata contro la mafia e sono tantissimi i progetti di legalità che noi portiamo avanti. Sentiamo Marco Gullà. Per gli studenti di questo liceo il nome di Peppino Impastato è divisivo perché politicamente schierato. Ecco perché appunto questa scuola in questo momento non cambierà nome. Liceo Santi Savarino, a distanza di qualche giorno dalla polemica sull'intitolazione dell'istituto a Peppino Impastato, gli studenti si chiudono a riccio, non vogliono esporsi ulteriormente. Su 1335 alunni del liceo, ben 977, il 73%, ha votato contro l'intitolazione della scuola a Impastato, il giornalista militante di Democrazia Proletaria assassinato dalla mafia nel 1978. Alunni finiti nel ciclone mediatico e dei social. C'è anche chi ha scritto: siete un liceo mafioso. Questa scuola da decenni, nella sua offerta formativa in maniera strutturata e non sporadica, porta avanti un'educazione, una formazione dei nostri ragazzi alla legalità, alla giustizia, alla lotta contro tutte le mafie. E in effetti, entrando all'interno del liceo, le bandiere antimafia sono diverse. Per gli studenti l'intitolazione della scuola a Peppino Impastato ha una radice politica, ecco perché hanno votato contro, come spiega la preside. L'iter ha seguito quella che è stato un iter democratico e gli organi collegiali, l'organo preposto, cioè il Consiglio Istituto, nonostante quello che abbiano detto alcune testate giornalistiche anche a livello nazionale, ha assolutamente confermato la volontà di intitolare questa nuova scuola a Felicia e Peppino Impastato. È stato travisato un poco quello che è stato il voto dei nostri alunni, i quali hanno chiarito la loro posizione attraverso un documento scritto dove loro stessi hanno spiegato le motivazioni che hanno portato a votare no, non a Peppino Impastato, ma all'intitolazione. Una diatriba che sicuramente proseguirà, non siamo certo ai titoli di coda.
Un'auto ribaltata e incendiata a Brancaccio nella lunga notte delle Vampe di San Giuseppe si trasforma in una trappola per 2 vigilesse della Polizia Municipale di Palermo, bersagliate con una raffica di pietre. I vigili urbani, dopo aver raggiunto il punto in cui si trova l'auto a poche decine di metri da un'altra vampa, sono stati circondati improvvisamente da un gruppo di persone che ha iniziato a lanciare pietre e altri oggetti, danneggiando i finestrini e la carrozzeria del furgone. Le 2 vigilesse, rimaste miracolosamente illese, hanno avuto la prontezza di risalire sul mezzo e trovare riparo nel vicino deposito delle ferrovie, dopo essere state inseguite. A Borgo Vecchio sono stati aggrediti, altra aggressione, questa volta aggrediti alcuni vigili del fuoco e anche dei carabinieri, mentre stavano tentando di spegnere il fuoco scoppiato da una vampa allestita in un campo di calcetto. Altra pausa e poi parleremo della festa del papà. Il 19 marzo, festa di San Giuseppe e anche festa dei papà. La tradizione si rinnova e si celebra anche con dolci e regali. Laura Curella. Punto di riferimento e modello di vita. Il papà è una delle figure fondamentali nella vita di ognuno di noi, al pari delle mamme. Una figura che è cambiata nel tempo e che si è trasformata seguendo l'evolversi della società e delle famiglie stesse. Nata un secolo fa, la festa del papà, che in Italia si festeggia nel giorno di San Giuseppe, è l'occasione per dire ai nostri padri quanto siano importanti per noi. Intanto auguri a mio papà e a tutti i papà del mondo. Soprattutto perché il papà è una figura importante nella propria vita, è un esempio da seguire. Auguri a tutti i papà del mondo e soprattutto al mio. Ciao papà. Sono diventato nuovamente papà dopo 14 anni ed è una bella felicità, anche perché a 50 anni si provano tante altre belle emozioni che magari a 20, a 30 non si possono provare. Ve lo auguro a tutti. È una delle cose più belle che abbiamo, diventare genitori. E se non tutti trovano le parole giuste per esprimere un sentimento, arrivano in soccorso le poesie, che oggi tutti i bimbi dedicheranno ai loro padri, ma c'è anche chi sceglie di regalare un fiore. Il fiore che viene collegato alla festa di San Giuseppe è il giglio, anche perché secondo la credenza cattolica la Madonna, quando vide San Giuseppe con un giglio, decise di sposarlo. Il giorno di San Giuseppe si celebra anche a suon di zeppole, i bignè con crema pasticcera dalle origini tutte napoletane. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.